Allora, sicuramente non molti avranno riconosciuto il personaggio, lui ha interpretato appunto John Travolta in Saturday Night Fever, nonché il Cancan del Moulin Rouge, ma adesso lo ritroviamo in una delle drag queen di Priscilla la regina del deserto, famosissimo film australiano. Se non l'avete visto vi invito a scaricarlo e vederlo, davvero un capolavoro. Michelito, stasera ce l'ho fatta, vai, ti ho presentato, anche perché non passi inosservato. Signori e signori, Dirty Dancing, guardate che bella questa signorina, si vanno un po' piccole le scarpe, c'è le dita che escono fuori di almeno 30 centimetri, davvero una stella, guardate che bella. Allora, avete fatto la presa dell'ancia, non ce l'avete fatto? Ho sentito più o meno, Rafael! Questa sera assolutamente l'ho voluto nello strip di Full Monty, famosissimo film appunto in inglese, Fabio Schizzo. E lei invece l'abbiamo vista dalla parte della ballerina appunto, e non poteva che interpretare lei questa parte. Gloria, la coreografa. E cominciamo invece con il corpo di ballo del famosissimo film Chorus Line, con il grande Michael Douglas lì e Barco. E ancora una delle ballerine di Chorus Line, Ilaria. E ovviamente c'era anche Diana, mamma mia che sexy queste ragazze. E allora non poteva mancare anche lei, guardate che bella, con questi tacchi diventi ancora più alta, tu già sei alta, sembri davvero un creato, scusi, no, assolutamente, una donna davvero straordinaria, Erika! Ed eccolo là, un po' sconzolato perché ahimè lui ha interpretato, non dico la verità perché si è sconsolato, e lui ha interpretato la parte di Demi Moore, che sappiamo benissimo che purtroppo perde il suo fidanzato, che perde i suoi, quindi è ancora nella parte di Demi Moore. Mattia! E questa sera lei fa sempre la monaca, quella di vedrete appunto nei panni di Madre Teresa di Calcutta ancora mercoledì nello spettacolo appunto Pea. Questa sera ha fatto ancora la monaca di Sister Act. Fammi fare una cosa anche un po' più e l'abbiamo inserita nel corpo di ballo di Chorus Line, Angela! Allora lui ha interpretato la parte del tambogliaro nel presepe, ha interpretato invece la parte di Jack in Titanic. Ricordiamo che mentre Rose era appunto ricchissima, infatti aveva un bellissimo vestito, Jack era un povero disgraziato, quindi si è dovuto vestire così. Salvatore Beltrati! Allora, la mia Sciasciona questa sera ha fatto soltanto 2 pezzi, ha interpretato soltanto 2 film, ma sicuramente si è distinta. Allora, riconoscete sicuramente